Denunciato un pregiudicato di 55 anni dai carabinieri di Licata, a casa dello stesso i militari dell'Arma hanno trovato interessanti reperti archeologici. 24 fibule di varia grandezza e forma, orecchini, vasi in terracotta, grandi e piccoli, lucerne, sigilli di piombo, frammenti di antichi utensili da cucina, cerchi di bronzo a formare bracciali, oltre a elementi di piombo e di bronzo, tutto di probabile epoca greca. Questo è il prezioso bottino che i militari dell'Arma hanno trovato a casa di un pregiudicato di Licata a seguito di un vero e proprio blitz presso la sua abitazione. Trovato anche un metal detector. Ora la parola passa agli esperti. Anche in questo periodo di isolamento caratterizzato da incessanti servizi preventivi finalizzati al rispetto delle normative al contrasto del coronavirus, non si interrompono i brillanti filoni investigativi che portano i loro preziosi frutti. È proprio una di queste indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Licata, nata da una complessa e prolungata attività informativa, si è conclusa quando i militari hanno effettuato un vero e proprio blitz a casa di un noto pregiudicato licatese di 55 anni, conosciuto nel suo ambiente per le sue attenzioni verso il mondo dell'arte. I movimenti sospetti dell'uomo negli ultimi giorni hanno portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare e subito appena entrati a casa, proprio all'ingresso i carabinieri hanno trovato un metal detector professionale, di quelli utilizzati per cercare appena sotto la superficie reperti metallici di vario tipo. Dopo questo primo indizio i militari hanno capito immediatamente di essere sulla strada giusta. I loro sospetti avevano iniziato ad assumere una forma concreta mentre proseguivano nella perquisizione. Poco dopo ecco spuntare anche i primi reperti archeologici abilmente occultati in vari angoli della casa, dove nessuno, almeno questo avrà pensato il suo padrone, avrebbe potuto trovarli. Tra la pasta, nei cassetti, sotto uno strato di terra, nei vasi delle piante e ancora tra il sale e lo zucchero. Insomma, tutto ben nascosto prima di poter smerciare il prezioso bottino. Il 55enne cacciatore di reperti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento e dovrà rispondere di detenzione illegale di reperti archeologici.